Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento del giorno è perché utilizzare la magia al giorno d'oggi. Intanto va chiarito che la magia viene utilizzata da sempre, dall'inizio della creazione dell'uomo, anzi dall'inizio della creazione in sé, in quanto si può definire proprio la creazione un atto magico. Perché un atto magico? Perché la magia altro non è che l'applicazione di leggi universali ben precise che consentono, una volta applicate con la stessa modalità e nelle stesse tempistiche, di ottenere sempre risultati ben precisi. Ora, perché nonostante tutto, nonostante ci siano sicuramente altri modi per mettere fine magari a situazioni difficili oppure ottenere determinati risultati senza dover ricorrere a quelli che possono sembrare oggi dei rituali impregnati di superstizione e così dal sapore così antico e antiquato, perché invece continuare, ecco, su questo percorso. Molto semplice. Come ho detto prima, tanto per cominciare, tutto quello che riguarda il mondo magico si rifà a delle leggi perfette e precise. E queste non cambiano, sono leggi perfette e precise che non cambieranno mai nel tempo, saranno sempre le stesse. Poi potremmo utilizzarle applicandole in modo differente perché i tempi cambiano, dunque cambiano le esigenze degli uomini, cambiano le esigenze della società e della collettività, perché ci evolviamo, o almeno così sembra nel tempo. Però questo non significa che eh, no- la pratica magica abbia perso di importanza. Consideriamo intanto che anche un semplice pensiero, un pensiero ricorrente, è già di per sé un atto magico, in quanto è evidente per chi ha avuto modo di osservare ehm, il manifestarsi delle cose all'interno, insomma, della propria esistenza, che qualcosa che noi pensiamo in modo ricorrente, in modo costante e perciò nutrito dalla nostra energia psichica, è un qualcosa che nel tempo, nel bene e nel male, verrà a manifestarsi. Dunque, l'uso della magia significa intanto diventare consapevoli di tutte queste dinamiche che non teniamo mai nella giusta considerazione. Questo è soltanto un piccolo esempio, come a dire di prestare molta attenzione al nostro modo di pensare, al nostro modo di eseguire, di fare le cose, perché tutto quello che noi facciamo è considerabile un atto magico. Noi diamo per scontato tante cose, sono conquiste tutti i giorni, riusciamo tranquillamente a eseguire tutto. Per esempio, intendiamo con la volontà fare un'azione e una volta che la portiamo a compimento diamo per scontato che quello sia un atto eseguito proprio dalla nostra volontà. In realtà è una dinamica che si ripete esattamente in magia. Cosa voglio dire? Che la magia non è nient'altro che l'applicazione sistematica e metodica di ciò che noi facciamo casualmente o comunque che facciamo senza sapere che è un atto magico. Ma ancora di più, al giorno d'oggi abbiamo tutti un sacco di difficoltà, di problemi e purtroppo la società attuale è satura di discussioni, litigi, incomprensioni, ma anche di situazioni ben più gravi che appunto non trovano un facile rimedio. Cosa voglio dire? Io ho estrema fiducia nel nostro sistema e nel fatto che ci sia comunque l'applicazione di una forma di giustizia. Purtroppo va riconosciuto che i tempi attuali della giustizia terrena sono a volte straordinariamente lunghi
e talvolta si perde di vista non solo quello che volevamo ottenere, ma veniamo scaricati e svuotati di tantissime energie. Pensiamo anche solo quando certe discussioni e certe dinamiche prendono il sopravvento, se magari siamo un pochino suscettibili, il minimo che ci possa capitare è di avere delle gastriti o dei mal di testa o comunque la pressione che si alza, insomma tutta una serie di scompensi che chiaramente sono legati a quell'attesa, a quella sensazione di vulnerabilità che ci avvolge e che prende il sopravvento proprio nel momento in cui pensiamo che con difficoltà faremmo valere i nostri diritti. Con ciò non significa che con una giusta battaglia non si possano ottenere i riconoscimenti dei propri diritti. Lungi da me, anzi, onore alle categorie di avvocati e giudici che ogni giorno devono in qualche modo tutelare queste situazioni o far, come si dice, risplendere, insomma, e trionfare la giustizia. È anche vero però, appunto, come ho detto, che tante volte non siamo né nella condizione economica né nella condizione di serenità di affidare completamente quello che sono i nostri problemi nelle mani della burocrazia e della giustizia terrena. E, è anche vero purtroppo che non solo non siamo magari emotivamente in grado di farlo, ma anche economicamente, perché ci sono delle situazioni che possono richiedere veramente un esborso economico notevole. Dunque, perché si ricorre alla giustizia divina? Cioè, perché ci si rivolge a un ritualista? Primo perché valuterà quali sono le azioni da compiere, che sono singole caso per caso, per aiutarvi a risolvere problematiche o anche blocchi decennali. Attenzione, perché molte volte viviamo e siamo bloccati in situazioni di stallo che non trovano uno sbocco sereno in nessun modo. E dunque cosa fa il magista, il mago che interviene per voi? Fa un'analisi della situazione con onestà, si suppone, dirà cos'è la situazione, la soluzione nel suo insieme, qual è il modo più giusto di affrontarlo, qual è la cosa che vi dovrete aspettare e si prenderà il carico di questa cosa. In questo modo otterremo un po' di cose. Uno, snelliamo un po' la giustizia umana e facciamo entrare in azione la giustizia divina, che ad ogni modo, attenzione, entra comunque in azione, questo sia ben chiaro. Ha però dei tempi che sono completamente diversi, sono tempi astrali, sono tempi che devono poi prendere tutto uno sviluppo nel mondo materiale, anche tenendo conto di quello che è il karma delle persone coinvolte. Il magus cosa fa? Accelera semplicemente i tempi per il semplice fatto che applica appunto quelle leggi di cui vi accennavo all'inizio. Dunque, applicando queste leggi è in grado di dare una mano affinché appunto la volontà della Keter, che è sempre quella di far trionfare la giustizia, si applichi e si applichi soprattutto in tempi un po' più accelerati. Questo insomma è il perché oggi, ancora oggi, la magia ha un senso, perché molto semplicemente molte delle cose che sono lì ferme e che sembrano non sanarsi mai, attraverso l'intervento di una volontà forte che opera per la giustizia, queste cose trovano comunque sempre una loro strada. Vi invito anche a un'altra riflessione. Non sempre la strada che prendono questi interventi è la strada
che voi ritenete o che la persona che si rivolge all'occultista ritiene la strada più giusta o migliore, perché dobbiamo ammettere che il nostro punto di vista è un punto di vista molto relativo, è un punto di vista veramente ridotto, che non tiene in conto quelle che sono tutte le persone coinvolte, perché generalmente ci occupiamo solo di noi stessi, perché vediamo le cose dalla nostra prospettiva, perché siamo feriti, siamo arrabbiati e dunque non siamo più lucidi nel poter calcolare e valutare cosa sarebbe veramente la soluzione migliore. Ma un bravo magista interviene e fa sì che si avveri la soluzione migliore prevista dall'alto e dunque tiene conto di tutti e tiene conto del bene di tutti. Mm, Non significa però che se è il caso di intervenire in modo fermo e deciso, questo non lo faccia, tutt'altro. La giustizia comunque ha sempre la priorità. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua. Vi rimando alla prossima condivisione che poi spero appunto mi ritroverete volentieri. Io vi saluto, se vi fa piacere vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere appunto i prossimi aggiornamenti. Grazie di cuore per avermi ascoltato fino a qui, un abbraccio dalla vostra Hildegarda.